Passato il paese di Canaglia, sotto le occhi di Zona, un giorno chiappò il ghiaccio che vicina un manganello con la piano piano sino ai piazzili di Londra. Eremo in statina in tempo di montagnera. Quassù scontrò Ghilomo Pinsudi e Saverio Graziani, due pastori, maestri stiloghi da poi degenerati. Una quindicina d'anni che quello, sono 15 anni. Ma avanti con là diventavo i miei amici. E dopo si arruinavano lui, così sono stato buttato con la mia. Sono buttato in 30 luglio, un poco tardi, da Piagliare, sarò la Gascupino. E quando è tardi se ne collano in antesare, dico, se due ore con là a farle va. Due a cullare e due a fare la faccia 4 ore. Quando mi collano freccia stanno qui, con la nemica insomma. Ma guarda, comincia a avanzare la stagione, lo si mi collano fresco. E da sta qui fino a quando? Qui, fino a Santa Maria. Avanti agosto non mungo più. Ma voglio mungo cagnaruioni. Giorno sì uno no qua. Quanto becca avete? Qui ce n'è 150, ne mungo 120. Voi. E quanto litri vi faccio? Ah, a vale una 50 di litri. Ma, cagnaruioni. Il primo giorno sì, 50 litri giorno non è niente, avanzata uno qua. E dovranno venire anche a 100 litri. E... ma quest'anno era buona annata, c'era l'acqua. Mica tutto l'anno le stesse. Era disciplinata l'internazio, più che va. Non c'erano mica le comunità dotte, non c'erano mica i langari, non avevamo mica tante tenute per metterci all'abrigo. Aveva 10 anni che ci vendi tu le vesti e quello qui per passare le vacanze. E allo stesso tempo mi hanno messo come guardiano il rifugio. Era più bella la vita di un pastore o la vostra vita oggi? Era bella anche quella di un pastore, ma oggi sono più tranquillo. Oggi mangio e bevo e canto e promengo. Ma oggi si non funziona. Voilà, sono ritirato. Ho preso la ritirata e così mi vado a ritirata tranquillo. D'estate in montagna ed inverno a villa. Ho paura che la campana non caccia. Spiegheremo la scatola al caffè. Spiegheremo. Oh, quanto era bella sta pagiura. La paghe del masso, un pagiuro. Questa ramosa. Allora a me ce la favo ormai. Ahí, al campo che è fin di stagione, a Gnaruionna ma si fa ormai, Ma ci senta fatica. Poi il mese di novembre comunque siamo in piccoli, Allora ci vuole riposarsi un poco, no? Il mese d'agosto, di settembre, dopo faremo mangiare i viti in piaggia, porgere la montagna, come accade. L'animale ci fa fermare anche le mani. E allora, il formaggio si faccia anche i piedi. Lo facciano anche i piedi il formaggio. Come a goccia? E ma facciamo tornare sacchi, sì. Prima facciamo anche a coccia, la zuccherina mi tiene più tempo. Anche a cazzarola si faccia più lisca.
A vita un pastore oggi giorni non è più ciò che l'era. Se non si può dire non che i piazzini sono diventati case come tutte le altre, quantunque non c'è più nulla che bere con ciò che l'era 20 o 30 anni fa. La civilizzazione, come lo si dice, è giunta anche qui ai beri delle montagne, in sti luoghi che si trovano, non ci scordiamo, a parecchie ore di mercia dei primi paesi. Ma il fatto maggiore non è mica questo. La rivoluzione oggi è in montagna e per i pastori che collano in montagnera è la faccata di tutti i turisti sacco a non tu spino che spuntano dappertutto. Oramai non si può più parlare di quella solitudine, di quello silenzio così vicino al gelo che hanno contato così spesso tanti poeti. Qui ogni sera c'era s'estate da 50 a 100 montagnoli. I pastori sembrano non fare tanto caso di sta solitudine persa, posto che gente e unghie, elli l'accogliano. Quanto tempo si è stato pastore? Sono stato 50 anni, ho cominciato a 10 anni. Da non c'era nessuno. Tanto qualcuno viaggiava, mancava carte, ma poco. Diceva, ne passa i centenari tutti i giorni, ne passa. E è cambiato il mondo. Sicuro eravamo più tranquilli, non c'era mica un mondo dolce, non c'era. Ma da una parte anche meglio, così giustamente si vede il mondo, si vede la gente, si parla, si ride, si canta, si fa un po' di tutto. Invece prima era più tranquillo la vita, non c'era mica un mondo dolce, non c'era. Ma mi pare meglio a vaccanazzo. A si vuole di più, a c'è, come si dice, c'è solo e roba. C'è. È un'altra vita. E dire donne, non hai anche parlato, anche qualcosa sopra delle fino a giorni in mercato. Ora non c'è quasi più pastore, c'è più mondo che prima, eh? Ti piacerebbe mica un po' più di tranquillità, di calmo qui? Oh, è la stessa, è una volta come abituati, eh? Non ci faccio nulla, come i piccoli. Ci abituati, con da parare in un short perché non fugge ne picca. Dopo vanno i turisti e i piccoli non ne scappano più, che sia io. Viaggiano con sonantà, sarà passano i panni e li inducono. Ma prima, il primo tempo fuggivano. Ci facciano compagnia. Così comprano formaggio, c'è più bisogno di impiegare. Ogni tanto forse si può pensare che il pastore voleria quantunque un po' qui meno di un buio. Munghe e pecore con tanta gente in giro a sé, per esempio, non si può dire che la sia un piacere. Ma si sa, ci tocca sapere vivere uso tempo. Per tutti questi turisti è sempre una meraviglia di scontrare gente come sti pastori. È sempre una meraviglia di essere ricevuti come se li fossero tutti tanti amici, con sto senso dell'ospitalità con troverete più a sapere in altri luoghi. E i pastori, elli, che hanno imparato a non essere più soli, posto che oramai a montagna riceve ogni anno migliaia di sti montagnoli che vengono a scoprirla, i pastori dicono sta vita in montagnera non si può dire che la sia spiacevole. È anche un piacere
di vedere tanto gioventù. Peccato quantunque non ci siano mica i più giovani pastori. C'è più nemmeno figlio da fare. O se no, oggi sarebbe meglio che annanzi. C'è più progresso. So prendere cose. Quanti anni avete? Ho 68 anni. E sino a quando è da venire qui? Qui, sino a poco presto torna a 68, torna a 25 anni o 30. E allora, io con questo qui l'affare non va più. Non va.